terza corsa, ottimi soggetti di 4 anni al via, non vincitori di 45.000 euro nella carriera. Sono solo in 5 al via e ce ne sono 3 molto buoni. Uno contro Edoardo Baldi per il training di Alessandro Gocciadoro, con il 2 Kevin Lake, Lorenzo Baldi che è allenatore e guidatore del portacolori di Stefano Lago, 3 Cesare MG, Francesco Pettinari per la seconda pedina del team Baldi, proprietà della scuderia Superfantastica, 4 Corsaro Nero Font Roberto Vecchione per Holger Ehlert, 7 Country Matley Vincenzo Torrente, allenatore e guidatore. Si ritrae come da caratteristiche Corsaro Nero Font e Cesare MG prova a scavalcare Cointreau, il quale però si lancia dall'1 e rientra. Subito match con la velocità da parte di Cointreau che rientra a Cesare e i due cominciano già a lottare. In vantaggio Cointreau, Cesare MG al suo esterno, 14-1 per il lancio. I due si isolano in avanti, Cointreau allo steccato, Cesare MG a destra e il match prosegue dopo un quarto passato in 28-3. Passa in terza posizione Corsaro Nero Font scavalcando Kevin Lake. Cointreau davanti, di fuori Cesare MG, davanti Edoardo Baldi, di fuori Francesco Pettinari, e proseguono così a lottare 43,5 per i primi 600 metri, segno che comunque un pochettino si rifiata ora, mentre si riavvicina Corsaro Nero Font. Il passista di Roberto Vecchione è ora a tiro dei primi due. 58,1 per la metà gara, con Cointreau al comando, Cesare MG all'esterno e Corsaro Nero Font che si scosta dai birilli per andare in scia a Cesare AMG. Quando siamo al chilometro che se ne va in 1:12,9. Cointreau replica alle bordate di Cesare MG che tornano a farsi insistenti ora. Cointreau e Cesare continuano apparecchiati, poi Corsaro Nero. Gli altri più indietro, la dritta di là in 14,1, 1,27 i primi 1200 metri di corsa. Cointreau che ha sempre un'incollatura da gestire nei confronti di Cesare MG che prosegue insistentemente nell'offensiva esterna. Poi Corsaro Nero Font che cerca di prendere la pedalata giusta, 14,4 l'ultima curva, Cointreau in vantaggio, Cesare che attacca, Corsaro Nero che viene in mezzo alla pista, passa Cesare MG nei confronti di Cointreau e al largo è Corsaro Nero Font che va su Cesare MG, Corsaro Nero Font che la trova servita su un piatto d'argento, 1:12,3 il ragguaglio cronometrico, 28,6 la chiusa. Roberto Vecchione per il team Ehlert e Corsaro Nero Font che vince esattamente come nella corsa precedente tra i due litiganti. Il terzo gode, Cesare MG fa il solito numero esterno, questa volta però è preda del finish di Corsaro Nero Font con Roberto Vecchione che vengono a giustiziarlo al terzo posto e Cointreau 4-3-1 l'ordine d'arrivo della terza.